Ieri Alberto e Francesco Stella hanno voluto rompere il silenzio e raccontare come hanno vissuto quei terribili giorni dal carcere alla libertà, passando per una condanna, non quella giudiziaria, ma attraverso i social. Insulti, minacce di morte. Abbiamo vissuto sulla nostra pelle, dicono, come sui social non ci sia nessun limite. È difficile definire l'accanimento nei nostri confronti con un termine diverso dal linciaggio. Noi abbiamo ricevuto, qui ne ho stampati, questi sono alcuni, sono più di 5.000 tra insulti, minacce di morte, ingiurie, calunnie rivolte a noi, alla nostra famiglia, ai nostri amici, a qualsiasi persona provasse anche solo a dire: ma perché state accusando se non sapete i fatti? Partirà quindi proprio da loro una campagna perché la politica possa prendere provvedimenti ed arginare un fenomeno che, hanno ribadito, è assolutamente fuori controllo. Penso che la politica possa avere un compito veramente importante se prendono realmente a cuore il l'hate speech o il cyberbullismo, no? Si può anche definire in questo modo. Non è servito l'esito autoptico che stabiliva che la morte di Alessandro Sartor era stata causata da infarto a far calmare gli animi. I messaggi sono continuati. Brucia tantissimo perché sono state fatte delle offese, come abbiamo detto prima ci sono state delle istigazioni all'odio che non vanno assolutamente bene. Portano le persone a diventare quello che magari non sono, da dietro la tastiera diventano un'altra cosa, poi magari quando li incroci per strada ti salutano normalmente anche. Le indagini su quel terribile giorno andranno avanti, ma loro hanno deciso di combattere anche questa battaglia.